Che poi pensandoci, sono già 4 anni che faccio video sul web. Cioè sembra ieri. Ad ogni modo, benvenuti in questo nuovo video. Volevo un attimo chiacchierare con voi rispetto a una cosa che ho pensato quest'estate, soprattutto perché le vacanze sono finite, almeno per me sono durate pochissimo, perché vabbè, dopo vi spiego perché. Mi è capitato in questi giorni di vacanza, in questi pochi giorni di vacanza che ho fatto, di pensare a un po' di cosette. Quella su cui sono stato più concentrato è la solita che ormai mi tormenta, tra virgolette, da un annetto e mezzo a questa parte, ovvero da quando ho deciso che allontanarmi da YouTube forse sarebbe stato il metodo migliore per poter arrivare a più persone. Ovviamente questa è una cosa che io ancora adesso penso, perché non so quanti di voi sanno il fatto che YouTube ha abbassato le visualizzazioni in modo voluto, non facendo arrivare i feed agli iscritti, ovvero tu ti iscrivi al mio canale ma non ti arriva la notifica di quando io faccio un video, e di conseguenza io mi sono ritrovato a un certo punto con un canale che, mentre andava benissimo perché i feed funzionavano e quindi quando facevo un video arrivava a tante persone che tra l'altro sono cambiate perché il pubblico di YouTube è cambiato, condividevano questi video sui loro profili Facebook, eccetera eccetera, erano molto attivi, molto reattivi e soprattutto supportavano in un modo veramente massiccio tutto quello che facevi sul web. E mi sono ritrovato con un canale di 100.000 iscritti che mi macinava insomma 30-40.000 visualizzazioni massimo, ma esagerando. Ci sono pure video che ho caricato e sono rimasto a 5.000-6.000 visualizzazioni. Poi il punto è, non è che uno fa i video solamente perché, stavolta faccio un discorso al contrario di come si fa di solito, non è che uno fa i video solo per passione, fa i video sì per passione, ma questa passione deve arrivare alle persone. Cioè, se io faccio questo video e tu lo stai vedendo, questo video ha un senso. Se io faccio questo video semplicemente qua alla fine devo dire wow, che bel video che ho fatto, non ha senso sta cosa. Cioè, avete trovato con me, fatemelo sapere. Ovviamente voi appunti rispondete sotto nei commenti, perché mi fa piacere sapere voi cosa ne pensate di questa cosa. Di conseguenza mi sono concentrato molto su Facebook, e infatti il risultato è stato più che soddisfacente. Prima la mia pagina Facebook non facevo 100 mi piace su ogni link, mentre invece oggi per fortuna c'ho una portata media di 2 milioni a settimana, e che non è poco, cioè per me non è poco, per me è un bellissimo risultato. E soprattutto quando faccio video sotto ci sono i commenti, ci sono le condivisioni, quindi tu ti rendi conto se a una persona il tuo video è piaciuto o non è piaciuto, se non ha girato è perché non è piaciuto, magari è cacato, è una cosa che piaceva a me e a nessun altro. Mentre invece su YouTube non è così, che sapete che YouTube, diciamo, gli unici tra virgolette riscontri sono i commenti e i mi piace. E quindi io con questo canale YouTube non è che non sapevo più che farne, però dicevo porca puttana, cioè io mi applico tantissimo a far video. Perché devo spendere 2-3 giorni per fare un video che non arriva a tutti i miei iscritti? Non è che sto dicendo cazzo voglio diventare famoso, sto dicendo semplicemente voglio che le persone che hanno deciso di seguirmi nel corso dei 2 anni e mezzo, quasi 3 di YouTube, siano al corrente che io abbia fatto un nuovo video. Quindi, e la soluzione qual era? Per un po' di tempo è girato il fatto di poter attivare le notifiche, anzi ve lo ripeto, cioè potete attivare le notifiche al canale e quando io carico un nuovo video arriva all'email la notifica sul cellulare, però stiamo sempre là, arriva una volta su 3 e potete fare proprio in questo modo, cioè andate nel canale YouTube, andate sulla sezione iscriviti, cliccate su questo campanello e cliccate su attiva le notifiche. In questo modo vessano arrivare i video, però non è una cosa sicura, che vi ripeto una volta arriva e 6 no. E allora mi sono reso conto che su Facebook c'è un riscontro totalmente diverso, e ci tengo a precisare, visto che le persone sono tanto curiose e tra l'altro ci sono tanti, fortunatamente col tempo sono usciti gli hater. Quando ho cominciato i video su YouTube per un po' di tempo non ho mai avuto hater, per fortuna, però mo stanno scendendo gli hater che dicono lo fai solo per soldi. Ciao. Se l'avessi fatto solo per soldi avrei continuato su YouTube, mentre invece ho preferito fermarmi un attimo e provare ad arrivare a più persone possibili, ma proprio per creare un pubblico a cui dare un qualcosa. E oggi mi trovo veramente soddisfatto dei risultati, solo che voglio, come al solito, l'ho detto 16 volte in 16 video diversi, a me manca tantissimo da YouTube e mi sono reso conto che pure a voi manca l'attività nel mio canale. E me ne sono reso conto perché siete stati fantastici, mi avete contattato, tantissime persone mi hanno contattato e mi hanno detto sta cosa. L'ultima è stata Spettro, che è una ragazza che fa video su YouTube, infatti vi consiglio di passare per il suo canale, che mi ha incentivato a ritornare qui in questa piattaforma. Alla fine non cambia niente, perché cambia semplicemente io su SMB, ma su Facebook o su YouTube non è che cagna assai.
Però comunque a me manca questa piattaforma che purtroppo non ha più quelle basi solide di prima. Prima per esempio, purtroppo devo dirlo, devo sottolineare il fatto che il network precedente mi stava molto vicino, Stefano mi stava molto vicino, Buzz My Videos era una cosa fantastica, mentre il network con cui attualmente sto non manco per dire cazzo sei vivo, non fai più video, nega si morti niente. I riscontri erano diversi, c'era un riscontro diverso, c'era il fatto che tu facevi un video, la gente lo apprezzava, lo condivideva su Facebook, mentre invece oggi le persone vogliono semplicemente vedere un cellulare mentre stanno scorrendo nella home, si vedono il video a volo che non deve durare più di 2 minuti perché siamo su Fastern e poi continuano a vedere le cose loro. Quindi è questo il motivo per cui non ho più fatto i video commenti con vlog annessi come facevo prima o cose simili. Poi tra l'altro sono stati spacciati per altri, nel senso ci sono state persone che ne hanno fatto una fortuna poi dopo, tipo Simone Paciello che ormai ci sguazza nel mio format e che manco risponde più, però questi sono particolari. O addirittura ho sentito di Alberico che ha detto che il video commento, il video reaction che sarebbe il video commento l'ha inventato lui e l'ha fatto lui per primo in Italia. Scredici! Fatto sta che a me manca tornare qua e allora sono arrivato alla conclusione che probabilmente la scelta migliore è quella di tornare, sì, ma senza più fottermene dei risultati. Cioè voi se volete, per esempio questo video che arriverà a 3.000 persone, se volete questo video condividetelo su Facebook, vediamo cosa succede, proprio una curiosità la mia, e lasciate un commento qua sotto giusto per vedere se questa attività ancora c'è o se ormai il canale YouTube è morto e quindi è giusto ricominciare da zero. Io comunque la voglia di continuare a fare video qui su YouTube ce l'ho, perché YouTube mi piace, perché YouTube mi ha fatto tra virgolette nascere, YouTube mi ha portato a tanta gente e sarebbe per me un peccato abbandonare un canale, ma nemmeno per i 100.000 iscritti, un canale a cui sono affezionato. Io me lo sono tatuato per far vedere a gente che sono io per strada, me lo sono tatuato tra l'altro nascosto semplicemente perché per me è una grande passione quella dei video, è una grande passione, ci ho messo tanto amore per imparare a fare tante cose nei video, ci ho messo tanto amore per andare via di casa e prendermi uno spazio come questo che vedete, che è diventato il mio studio in cui produco video, in cui faccio videomaking, realizzo spot per aziende e cose simili, e non mi pare giusto abbandonare tutto così, non mi pare giusto. Mi farebbe piacere pure se magari lasciate un commento qua sotto per dirmi voi cosa ne pensate. Se è la prima volta che entrate in questo canale iscrivetevi al canale, oddio queste cose da quanto tempo lo dici, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, condividete questo video dovunque vogliate, non fate caso ai miei capelli perché tengo una capa incredibile, quest'estate ho lavorato tantissimo, insieme ai Malincomici qui in Sud abbiamo fatto una bellissima tournée, abbiamo fatto tante date e ho avuto la possibilità di farmi solamente 4-5 giorni di vacanza, ma che sono bastati e sono felice di essere ritornato qui a produrre cose. Non mi va di abbandonare YouTube così. Mi rattrista sta cosa, ma perché ha già abbandonato YouTube? Cioè YouTube mi ha portato ad esperienze come Stelle a metà, mi ha portato a tantissime cose, è stato YouTube che mi ha portato a questo. E dietro YouTube c'era la mia volontà, quindi io vi prometto che ci rimetterò tutta la mia volontà nel continuare a fare cose che tra l'altro a me divertono. E spero che ci sia la vostra volontà di supportarmi con cose molto semplici, tipo un mi piace quando guardate il video su YouTube, lasciare un commento, magari condividerlo su Facebook. Sono tutte piccole cose che vi fanno capire che fondamentalmente tutti i canali YouTube non sono solo coloro che fanno i video, ma soprattutto siete voi che seguite. Quindi io mi aspetto che da questa grande cerchia che si è creata intorno alla YouTuber Family, così come l'abbiamo chiamata per tanto tempo, ci sia ancora gente che effettivamente mi va ancora bene, come io voglio bene a voi e prova neca, non mi fermo mai nel fare video, cose simili, e spero che veramente il vostro supporto possa tornare. Io niente, facevo questo video e tra l'altro cioè chi è arrivato qua magari si è fatto pure una wall e mezza, però queste cose le radice, se non le dico qua su YouTube dove cazzo le dico? Ad ogni modo fatemi sapere come avete passato la vostra estate, fatemi sapere qual è la tipologia di video che più vi manca in questo canale, visto che mi avete contattato e mi avete detto cazzo mi manchi, allora voglio sapere che cos'è, che cosa vi manca, e noi ci vediamo sicuramente con un altro video qui su YouTube. Poi se volete seguitemi pure in pagina, perché in pagina faccio contenuti totalmente diversi da quelli che farò qui. Vi voglio bene e ricordatevi che vaffanculo poco a mamma, sto me merda, è uno stile di vita, non una parolaccia. Ciao, barbiere, torna presto perché guarda qua che capelli che c'è, basta fare le vacanze, che cazzo, da buffare.